Giampaolo Lobue oggi in panchina nella Don Carlo Misilmeri. Partiamo dal risultato 1-0 che vi fa ripartire, ecco. Sì, sicuramente è un risultato che ci va un po' stretto perché comunque venivamo da risultati poco carini, però oggi ci tenevamo a fare bene dopo una settimana difficile. Abbiamo rischiato, secondo me, ma potevamo fare un po' meglio e portarci a casa il risultato perché comunque secondo il mio punto di vista abbiamo fatto abbastanza bene e con un po' di cattiveria in più potevamo fare il risultato pieno. Ecco, quanto rammarico c'è soprattutto perché il Misilmeri è rimasto in superiorità numerica nella seconda parte del secondo tempo, forse lì si poteva spingere un po' di più. Capisci bene che quando c'è un po' di stanchezza mentale, non so se definirla così, non siamo abbastanza lucidi per fare bene, però ci stiamo ricompattando, stiamo cercando di rialzare la china. Devo dire che abbiamo fatto per me un'ottima gara perché comunque in un campo difficile come questo portarci alla fine è uno 0-0, un punto e ci dà la spinta in più per cercare di fare bene le prossime partite. Prossima gara appunto contro Super Giovane Castelbuono, che partita si aspetta? Ma noi scendiamo in campo sempre per fare il risultato. In settimana adesso ci ricompattiamo, lavoreremo per fare assolutamente il risultato pieno a Misilmeri, dove è la nostra dimora e quindi penso che faremo una grande gara.